Dottor Paoli, siamo qui nella Situation Room, se ne parla tanto in questi giorni, però ecco, illustriamo semplicemente a chi ci vedrà cosa succede in questa stanza. Sì, dunque, qui è un centro di coordinamento in cui raccogliamo tutte le richieste che provengono dalle filiali. Ci sono 3 task force decentrate a Udine, a Padova e a Prato, e quindi raccolgono alcune esigenze e verifiche che ci chiedono i colleghi di filiale, noi le analizziamo, perché sono anche dei casi a volte particolari che meritano quindi un approfondimento, quindi li analizziamo, ci facciamo qui al tavolo. I miei colleghi sono quasi tutte le strutture aziendali, dal commerciale al legale alla compliance a rischi e così via, e in maniera tale da poter analizzare il dettaglio e dare risposte alle filiali e quindi conseguentemente dare poi un feedback ai clienti su alcune verifiche. Quindi il cliente non chiama qui, il cliente contatta le filiali oppure il call center, diciamo, giusto? Esatto, contatta il call center che dà le informazioni principali. Poi per quanto riguarda il dettaglio e analisi ad esempio delle azioni che sono in perimetro, comunque è di competenza delle filiali, cioè solo le filiali dall'applicativo possono verificare e dare questa risposta Codici, esatta. numeri, Esatto, corrispondenze. quindi soprattutto quali sono in perimetro e i motivi delle esclusioni. Quindi è una consulenza, lo ripetiamo per chiarezza, una consulenza riservata alle filiali che poi sono il tramite con Però i soci. è anche capitato, ad esempio, a me personalmente di chiamare anche un cliente che aveva ad esempio i titoli tra un'altra banca e capire se poteva aderire all'offerta, e quindi la risposta è assolutamente positiva. E che inizialmente c'era stata anche nei primi giorni, proprio il primo giorno, un dubbio della filiale. Allora ho chiamato io il cliente, gli ho dato anche quindi tra virgolette la buona notizia, in no? certe situazioni c'è un intervento. Esatto, quindi informiamo magari anche il cliente. È capitato anche di dover chiamare il cliente magari anche per farsi spiegare una casistica particolare maggiormente nel dettaglio, però diciamo sempre quando ravvediamo il caso in cui veramente si tratta di un caso particolare non abbiamo problemi anche a chiamare, se c'è bisogno di chiamare un cliente, però diciamo il nostro è più una consulenza che diamo alle filiali, no? In maniera tale che anche le filiali siano poi a conoscenza e possano rispondere poi al cliente. Ecco, sono 550 le filiali che interagiscono con voi. In questi giorni, avendo dato, immagino, già parecchie risposte, la quantità del lavoro sta diminuendo, sta scemando oppure si mantiene costante? Perché immagino che siano domande alcune abbastanza ripetitive, sì, immagino. Allora, è vero, all'inizio, soprattutto i primi giorni, le filiali ci hanno un po' tartassato in termini adesso poi c'è un manuale operativo che comunque è molto dettagliato, circa 150 pagine, quindi è chiaro che i primi giorni le filiali hanno faticato un po', ci hanno messo anche un po' di tempo un po' per digerirlo, però adesso abbiamo fatto frequentemente, facciamo anche delle news quasi un giorno sì un giorno no, in cui alcune casistiche che sono emerse abbiamo dato le risposte, quindi mettendole sulla internet diciamo non si rappresentano più, non arrivano più quel tipo di domande, però mediamente riceviamo qualcosa dalle filiali come 300-400 mail al giorno, quindi adesso, che è un lavoro consistente, diciamo. Adesso è calata la tipologia magari di domande, alcune le abbiamo risolte, abbiamo dato indicazioni, però è pure vero che ormai a quasi tutti i clienti sono arrivate le lettere, al di là magari in qualche zona che per il maltempo certo, oppure c'è stato qualche problema, però la stragrande maggioranza adesso ha la lettera e quindi si presentano comunque in filiale, e soprattutto per alcune verifiche che facciamo su alcuni clienti, perché alcuni avevamo tenuti volontariamente in verifica perché stavamo facendo ulteriori approfondimenti, quindi comunque il lavoro sicuramente non manca, il lavoro diciamo come servizio comunque che, siccome ha detto le lettere sono tutte partite, quindi più o meno sono arrivate, però se qualcuno avesse dei dubbi sul non avendo ricevuto lettere, se potesse avere diritto o meno, il modo migliore è contattare il call center oppure la propria filiale. Il call center non può dare questo tipo di risposta perché non ha visione su quelle che sono il dettaglio per singolo cliente, dà solo informazioni generali sull'offerta, le caratteristiche, però per avere la certezza bisogna andare in filiale. Quindi in filiale, anche se non è arrivata la lettera, questo è importante sottolinearlo perché ci potrebbe essere stato un disguido postale, ci potrebbe essere che il postino l'ha messa nella cassetta sbagliata, però ecco, in filiale hanno tutto, quindi sia il codice socio che il codice di controllo che è presente sulla lettera, possono risalire, quindi addirittura ristampare la lettera, quindi questo l'abbiamo messo a disposizione proprio per delle filiali la possibilità di ristampare la lettera
per ogni singolo azionista. Quindi in quel caso la filiale, la cosa importante è che può dire quante azioni sono attualmente possedute, quali sono in perimetro, fare anche vedere qual è il movimento, perché ad esempio se i dividendi non sono inclusi può far vedere anche quante erano le azioni provenienti dal dividendo e quindi dare quindi può distinguere le varie voci. esatto, anche proprio tutti i movimenti che ha fatto il singolo cliente sul dossier titoli, e quindi questo è anche però veramente per maggior trasparenza nei confronti del cliente, quindi si può ricostruire esattamente quali sono state le movimentazioni, quelle escluse ad esempio perché sono nate nel 2007 piuttosto che tutte quelle incluse e così via, quindi si riesce a ricostruire nel dettaglio. Ecco, una cosa per chiudere, quanti collaboratori l'affiancano in questa opera e che sensazioni ha di ritorno dal campo? No, allora siamo circa una decina, poi a volte ogni tanto arriva anche qualche, quando abbiamo bisogno, siamo arrivati fino a 14 insomma, anche perché comunque ogni giorno facciamo anche una reportistica anche sulla ai nostri vertici su come sta andando, anche le tipologie, quindi il lavoro non manca. Le faccio un esempio banale che però è importante. Una delle domande è capitato, siccome l'offerta si chiude il 22 di marzo, ma ad esempio ci sono delle situazioni di successione ereditarie in cui la successione non si chiuderà, non è ancora definita magari, esatto, no? non si chiuderà sicuramente entro il 22 di marzo. Cos'è che abbiamo previsto? Che comunque in ogni caso, anche se la successione si dovesse chiudere successivamente al 22 marzo, ovviamente sul perimetro che certo, è che sia che rientra in quello da voi definito, esatto, sì. rientra quel perimetro, e gli eredi hanno tempo, quindi anche se finisce dopo veramente un anno, 2 anni eccetera, ha la possibilità di verrà riconosciuto quello stesso importo, purché venga da noi 2 mesi dopo che si è chiusa la successione. Quindi supponiamo un caso in cui la successione si chiude nel 2020, se arriva entro 2 mesi in cui si è chiusa la successione, in questo caso noi daremo, perché lì è evidente che c'è è un fatto tecnico, esatto, sì. però lei capisce, questo tipo di approfondimento va fatto con i legali, va disciplinato, caso per caso esatto, anche. no? Bisogna tenere traccia di quali sono queste casistiche, quindi in quel caso anche dare indicazioni anche alle nostre filiali di cosa deve produrre il cliente, no? Quindi dimostrare che la successione si è chiusa dopo, no? Che comunque, quindi, oppure vi dico un altro caso su cui sì, no, per far capire la casistica, allunghiamo che no? meglio io. Ci sono delle situazioni in cui il cliente ad esempio è all'estero e non riesce, pur volendo firmare perché c'è già scritto, ha fatto manifestazione di interesse, ma non riesce ad essere non può concretizzare l'atto. Esatto, è firmare, no? Quindi ci stiamo organizzando per un discorso di procura o addirittura nei consolati far sì che con una firma autenticata possa dare procura a un'altra persona per quindi firmare. Quindi ci sono, oppure ad esempio chi è impossibilitato perché ad esempio non so, è una casa di riposo e quindi no, siccome non è prevista la firma fuori sede per un motivo normativa, di normative interne e quant'altro, però stiamo cercando anche lì di trovare un discorso di procura, visto che in questo caso i soldi li stiamo dando, quindi è un po' meno esatto, delicato. Esatto, sì. No? Quindi in questo caso mi permette di dire che è una situazione in cui vogliamo andare incontro ai clienti, però ecco, sono tutte casistiche che, ripeto, sono emerse in questi giorni che era difficile anche prevedere, nel senso che c'è una numerosità, sono 94.000 interessati, esatto, perlomeno. 94.000, sono tante situazioni, però questi sono alcuni approfondimenti che, ripeto, stiamo facendo. Oppure un'altra cosa che secondo me può essere interessante, la anticipo ma che non ho ancora una conferma del legale, però mi permetto di sbilanciarmi, no? Nel caso in cui nei trasferimenti inter vivos, che quindi abbiamo detto che sono esclusi quelli fatti dopo agosto del 2015, però ci sono dei casi in cui ad esempio la persona fisica ha trasferito alla ditta individuale, che è sempre sua, quindi in quel caso anche se le ditte le ditte individuali sono incluse, il privato è incluso, però sì, sono esclusi i trasferimenti inter vivos dopo un certo periodo, cioè dopo agosto. Sì. Però in realtà in quel caso, trattandosi della stessa persona, e non è stato fatto, perché a volte i trasferimenti inter vivos molta gente poi è fatto per un discorso di minusvalenza, sì, certo. Mentre in questo caso no, perché è sempre lui, quindi non c'è questo rischio che questo trasferimento sia fatto per altri motivi. È stato fatto per altri motivi, e semplicemente magari che la vuole trasferire perché magari può aver chiuso un conto e quindi aver trasferito tutto quanto sul conto della ditta individuale. Quindi questo tipo di casistiche che sono particolari, per questo in alcuni casi abbiamo tenuti in stand by, ma poi le dovremo disciplinare, quindi con tutti gli approfondimenti legali. Nel caso che il trasferimento sia avvenuto invece verso una società di capitali comunque riconducibile al socio privato? No, perché la società di capitale è sono escluse, no? Anche se la cessione è avvenuta da un privato a una società di capitale riconducibile al privato? Però la società di capitale per definizione non è mai riconducibile soltanto a un privato, no? Ci sono l'SRL a socio unico, per esempio.
Allora, per questo Le pongo un problema no, magari ma infatti nuovo, questo, magari... ripeto, ci sono tutte queste casistiche che stiamo analizzando. La cosa su cui mi sento più tranquillo di poter dare un'apertura è sicuramente Diti individuali. i siti individuali, perché è sempre C'è una corrispondenza sulle fisica. SRL bisogna vedere, sicuramente la SRL a socio unico, anche se dal regolamento sono escluse le SRL, però in qualche modo è come assimilabile tra virgolette tutti individuali. Però ecco, ripeto, magari non sono tantissime casistiche, però sono quei casi in cui abbiamo preso nota dalle filiali, abbiamo detto al cliente, Certo, guardi, è un caso un po' particolare, cioè non Dati è il tempo di disciplinato verificare. esattamente Sì, sì. all'offerta, perché è vero che esiste un regolamento d'offerta a cui dobbiamo attenerci, però è chiaro che ci possono essere delle situazioni che con le dovute validazioni delle gare, della compliance, di tutte le strutture competenti e tenendo di opportuna traccia, è chiaro che in qualche modo dobbiamo avere un'interpretazione sì rigida del regolamento, ma che rispetti la sostanza, che rispetti magari. la sostanza, esatto, cioè se noi vogliamo tra virgolette in qualche modo, al di là di rischio di litigation, anche di acquistare la fiducia, ci sono delle casistiche in cui oggettivamente non c'è nulla di male aver fatto un trasferimento, piuttosto che ecco, gestire queste situazioni in cui il cliente vuole firmare perché comunque vuole ricevere il riconoscimento economico, però è impossibilitato a farlo e dobbiamo cercare di trovare una soluzione, insomma, quindi ripeto, sono di questi casi ne abbiamo una decina di tipologie, piano piano, chiediamo solo un attimo di pazienza perché giustamente Cioè, anche gli aspetti legali, tra sono l'altro. legali che vanno disciplinati anche perché vanno codificati, perché è giusto che poi tutti quelli che si trovano in quella situazione Vengono trattati in maniera trattati analoga. tutti in maniera uguale. certo. Quindi dobbiamo poi, fatto un caso, perché magari ci proviene da un cliente, però non è che dobbiamo solo sistemare quel cliente, Tutti quelli ma che sono dobbiamo in queste andare a vedere condizioni. tutti quelli che sono nella medesima condizione per far sì che, proprio perché una delle parole che io dico anche ai miei collaboratori è quella ai miei colleghi di veramente massima trasparenza e omogeneità di comportamenti. Questo è un caso, trovato una situazione, è chiaro che dobbiamo poi estendere a tutti quelli che sono nella medesima situazione, perché altrimenti non vogliamo dare privilegi a qualcuno a danno di un altro. Quindi il check che dobbiamo fare dopo aver trovato una soluzione legale è verificare quanti appartengono a questa situazione e quindi ricontattarli per dire guardi, a seguito di approfondimenti Lei può rientrare oppure no in questo discorso. però sono, ripeto, Sensazioni dal campo, non voglio numeri che non li date in questo periodo, ma sensazioni dal campo, anche perché il vostro interlocutore sono le filiali, però una sensazione dal campo. la sensazione è questa. Sicuramente siamo soddisfatti della reazione che abbiamo avuto, al di là dei numeri, che comunque non nascondo che sono positivi, ma un po' dall'atteggiamento, da quello che ci hanno detto dei clienti, cioè il fatto di aver apprezzato questo sforzo da parte della banca, che comunque sono insomma 300 milioni, sono tanti, no? In qualche modo anche forse non dovuti, perché comunque la nuova proprietà è diversa dalla vecchia proprietà, quindi in qualche modo non era riconducibile al passato. Il fatto che l'azionista di Rilievo abbia voluto in qualche modo veramente fare un passo concreto, in qualche modo quantificabile. Viene compreso come sforzo. Esatto, compreso come sforzo, e quindi devo dire che ho avuto molte testimonianze sia dalle filiali ma anche con molti clienti con cui ho parlato che hanno apprezzato questo, quindi è chiaro che il desiderio nostro sarebbe stato anche quello di fare di più, però chiaramente purtroppo ci sono poi dei vincoli esatto, bisogna è l'azienda che deve decidere in base a dato l'importo, poi l'importo diviso tutti quelli che fa un diritto, numero, no? Quindi è una semplice divisione. Quindi però l'impressione che ho avuto parlando, ripeto, sia con le filiali che quindi hanno parlato con i clienti che ci danno una risposta concreta, è stato quello di aver apprezzato il gesto, aver apprezzato la volontà di fare qualche cosa. Sicuramente non è facile riconquistare la fiducia, è una situazione un po' complessa, esatto. oggettivamente la fiducia non è che si riconquista in maniera non si compra con 9 euro, ma sono serie di atti che vanno fatti. Esatto. Bisogna, poi devo dire che anche lì abbiamo affiancato comunque una proposta commerciale che veramente per chi vuole aderire, quindi è assolutamente libera, però dico sempre che per non pagare tutte le spese del mutuo in termini di spese istruttoria, commissione di pastorata, insomma alla fine come lo puoi cedere anche al figlio o al coniuge e che comunque dura 2 anni, è un bene che si può utilizzare, comunque sia sono più di 2000 euro. Bisogna considerare che è complesso il discorso, perché ci sono anche situazioni in cui il vostro interlocutore non ha più denaro, quindi non ha denaro da investire, qualche altro caso, però oggettivamente è apprezzabile questo discorso. Tutte piccole cose, tutte, ripeto, uno sforzo che la banca sta facendo. Io ritengo che, devo dire, ma lo so perché me l'hanno detto, quindi alcuni clienti
clienti che hanno apprezzato il fatto anche di mettere a disposizione per chi vuole tornare a essere cliente un conto gratuito, quindi per dimostrare veramente che vogliamo riconquistare i clienti che comunque sono andati via. Un'ultima domanda sul serio, adesso che non voglio togliere il tempo. però. Ecco, lei immagino che ci sia una situazione analoga anche in Mediobanca. Lei è competente per questa banca, ma ha avuto modo di sentirsi con il suo collega di Mediobanca e la situazione è similare, diversa? Sempre se può dirmi qualcosa senza spostarmi a Montebelluna. No, chiaro che Tanto ormai sono due banche che sono cugine, sì. No, forse, esatto. forse promesse spose. Quindi... Sì, esatto. No, devo dire che comunque ci confrontiamo perché alcune tematiche, questo è importante, alcune tematiche che rileviamo noi o rilevano loro, di casistiche particolari, ovviamente ce le segnaliamo. Questo per far sì, anche qui, siccome molti azionisti sono clienti di tutte e due le banche, questo è un elemento importante, è importante che sui casi, sulle tematiche aperte, tipo ad esempio quello che ho fatto via le successioni, Certo. ci sia poi uniformità di comportamento, no? E questo è un elemento su cui siamo molto attenti, quindi è vero che ci sentiamo, ripeto, sono anche casistiche che sono capitate da loro e noi le abbiamo analizzate anche noi. Magari... C'è un confronto, diciamo. C'è un confronto, c'è una collaborazione, devo dire che c'è un ottimo rapporto, anche loro sono nella stessa nostra situazione, quindi viviamo la volontà di risolvere i problemi in maniera congiunta, insomma, quindi anche credo che la conferenza stampa è fatta in maniera congiunta perché credo che sia già un bel segnale, anche per fare sinergie. Lei da quanti anni in banca, scusi? Qui in banca Popolare di Vicenza? In Popolare di Vicenza sono entrato il 1° settembre del 2014, quindi diciamo, quindi 5 mesi prima ha sfiorato il... Esatto, diciamo che sono arrivato 5 mesi prima che emergessero queste problematiche, però devo dire che comunque sono tanti amici qui. Ma forse erano emerse prima più che fossero palesi certe problematiche, no? No, guardi, mi creda, questo le testimonia, porto la mia situazione personale, però capisce, io ero in un'altra banca non lontano da qui, un'altra banca veneta non lontano da qui, Banca Popolare, quindi per venire qui è evidente che non avevo percezione di né da fuori, certo. ma anche gente che conoscevo dentro, perché altrimenti non si spostava. No, esatto, non sarei venuto, no? Quindi questo veramente è una preghiera nei confronti anche dei clienti che molto spesso magari se la prendono anche con i colleghi e a volte magari non c'entrano nulla, no? Quindi anche... Ecco, una cosa che mi preme sottolineare, molti soci, quasi tutti i dipendenti sono soci, gran parte, quindi immagini il fatto di oltre che subire una perdita economica i dipendenti adesso si trovano anche dall'altra parte dei soci non proprio felici. Gli azionisti poco contenti, per usare un eufemismo, è chiaro che è una doppia beffa, no? Quindi adesso anche i nostri colleghi hanno la voglia di, veramente, infatti sono stati anche i dipendenti che sono stati contenti di questa iniziativa perché effettivamente dicono la banca sta facendo qualcosa, no? Quindi mi creda, i dipendenti sono i primi ad essere contenti. Anche psicologicamente è un modo per riconquistare la fiducia, probabilmente. Hanno qualcosa di poter dire ai clienti, qualcosa di positivo, no? Dopo veramente un periodo in cui non potevano dare una buona notizia, finalmente hanno la possibilità di chiamarli. Ecco, su questo una cosa importante che noi abbiamo anche scritto, disciplinando il nostro manuale operativo, eccetera, abbiamo chiesto anche alle filiali di informare tutti, quindi mi fa piacere la sua anche intervista, perché è importante che tutti sappiano che c'è questa cosa, poi ognuno è libero di scegliere e valutarla, però la cosa, quindi abbiamo fatto anche comunicazione sulla stampa, adesso anche grazie a lei qualche televisione locale è importante, però mi dispiacerebbe che qualcuno che magari non è informato, poi io avrei aderito, però non lo sapevo. No, infatti anche in questa intervista ero partito per farla corta, si ricorda, no? Sì, la stiamo portando avanti perché mi sembra giusto anche dare informazione. Ecco, questa è la prima cosa, ognuno deve sapere qual è quello che la banca ha messo a disposizione come riconoscimento economico, ripeto, per cercare anche di sanare quella che è una ferita che ha con gli azionisti. Sono 9 euro per azione, sono tanti, sono pochi, purtroppo era quello che si poteva fare, però comunque è un 15% rispetto al valore massimo di carico, quindi in alcuni casi per chi l'ha comprati anche un po' di anni fa possono anche essere il 20% del controvalore. Ecco, una cosa che mi preme sottolineare, perché me l'hanno chiesta diverse persone, anche al call center l'hanno chiesta: le azioni rimangono di proprietà dell'azionista, quindi non è un'OPA, non è un acquisto di azioni, eccetera. Quindi questo cosa vuol dire? Che un domani ci auguriamo che la banca veramente possa tornare a fare utile, a crescere di valore,
e quindi magari ha una quotazione, ha un valore sicuramente che, migliore di quello migliore attuale. che non è quello attuale, che sicuramente Soprattutto scambiabile anche in borsa, magari. esatto, Quindi quindi però magari può tornare a, no, a recuperare qualche altro punto. recuperare un po' di euro, no? Sicuramente e quindi questo in qualche modo è importante, quindi questo qui è un 15% adesso, certo, eccetera, in cui si può aggiungere in futuro, ci auguriamo per tutti, no? Anche proprio per il territorio, perché oggettivamente credo che un segnale che abbiamo avuto anche proprio dal territorio, che il territorio ha voglia che ci siano nel nord-est veramente una banca importante, no? Quindi questo mi sento di dire che diciamo, ci lasciamo con queste parole di speranza, che si guarda un po' avanti e non soltanto indietro. Noi siamo tra quelli che hanno denunciato, su quelli che hanno denunciato il passato quando stava avvenendo, prima che lei venisse in banca. Però ci sembra giusto anche trasmettere un messaggio positivo, perché ripartire è fondamentale. Come dice lei, ognuno dovrà fare i conti in tasca propria, anche con le situazioni personali che possono essere le più differenti. L'importante è che sia data l'informazione più cristallina possibile, perché ognuno possa prendere la decisione più giusta e fare in modo che magari questa banca in configurazioni diverse possa servire ancora al territorio che probabilmente prima ha servito in maniera diversa. Ma questo è un mio commento. Io la ringrazio per la sua collaborazione, auguro buon lavoro a lei e a tutti i suoi colleghi e ci riportiamo di vederci a breve, così magari facciamo un aggiornamento, va bene? assolutamente, quando vuole siamo qui, le porte sono sempre aperte, quindi assolutamente ringrazio tutti, grazie.